Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata che ho voluto fare di sera come special perché ho voluto dare a questa puntata un particolare rilievo. Difatti, stasera questa è una serata mh, per me da sottolineare da diversi punti di vista. Innanzitutto, questa trasmissione insieme a Orazio Maglio e stiamo Buonasera a cercando tutti. anche di ripristinare il collegamento con Marianna Genco. Questa trasmissione è da sottolineare, caro Orazio, perché è la prima volta che nella trasmissione di storia io accolgo altri soci di Officina Mediterranea. È vero che ho fatto delle cose insieme a Nicola Tufaro, ma il rapporto tra me e Nicola è uscito dal web, è un rapporto che si è trasferito nel mondo reale, quindi abbiamo fatto delle cose insieme, ne faremo anche altre, sia nel mondo reale sia online. Però io ci tengo molto alla presenza di Orazio e di Marianna, perché la loro presenza mi consente di dire il mio pensiero su come io intendo l'attività mia e in generale l'attività di Officina Mediterranea. Noi siamo una televisione che va sul web, quindi usiamo dei canali alternativi, non siamo una televisione che usa i canali convenzionali. E se abbiamo scelto di fare questo, significa che vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto alle televisioni convenzionali, nelle quali le trasmissioni sono tanti contenitori chiusi, non dialogano tra loro le trasmissioni nelle televisioni convenzionali. Invece su Officina Mediterranea io penso, e mi pare che questo sia l'orientamento generale, che noi siamo una squadra, cioè è chiaro che poi ognuno conduce una trasmissione, ma è un lavoro che facciamo tutti quanti insieme, puntando tutti ad un obiettivo comune, che poi è quello che abbiamo messo nei nostri atti, nel nostro statuto. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo valorizzare le particolarità dei nostri territori e quindi lo facciamo ognuno nel modo in cui lo sappiamo fare. Però è importante questo discorso che sto facendo, perché io intendo la redazione di Officina Mediterranea, anzi tutta Officina Mediterranea, come una squadra di persone che lavorano insieme e che collaborano anche reciprocamente. Perciò io nelle puntate scorse, già da qualche mese, dicevo ai soci di Officina Mediterranea: contattatemi, facciamo delle cose insieme sui territori nei quali voi vivete. E appunto Orazio ha raccolto questo mio invito un paio di mesi fa, ci siamo sentiti e abbiamo messo in programma questa trasmissione. Quindi io ritengo che la redazione di Officina Mediterranea sia un'unica grande redazione nella quale poi ognuno di noi si è scelto un settore specifico nel quale lavorare, ma siamo tutti una grande squadra. Così otteniamo anche dei risultati più importanti e penso che Orazio sia sicuramente d'accordo con me su questa impostazione del nostro modo di procedere. Assolutamente, e soprattutto perché c'è unità di cose interessanti celate diciamo, nell'ignoranza, senza offesa per nessuno, ma nella trascuratezza, visto che la TV, il mainstream, guarda sempre altrove, ha i propri occhi puntati sulla scena mondiale, non so, su Sanremo questa sera è contemporanea con noi, ma in realtà io continuo a dire che noi calpestiamo un suolo ricchissimo di storia, di tradizioni, di reperti, vedremo qualcosa già stasera, per cui, come dicevi tu Enrico, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti perché c'è l'intenzione comune, ma la competenza va condivisa
sono gli altri che ce la devono anche dare, non possiamo avere occhi dappertutto. Quindi ben vengano queste collaborazioni, Enrico. Sì, ecco, hai detto quello che in sostanza pensavo io, cioè ognuno di noi deve essere una cellula di questa grande struttura e io posso essere gli occhi di qualcuno che sta in un'altra città e ha bisogno di notizie che riguardano i territori nei quali vivo io, e tutti gli altri soci possono essere, come sarai tu stasera per me, gli occhi di questa trasmissione. Quindi continuo ancora a rivolgere l'invito ancora ad altri soci. Potete tutti quanti diventare protagonisti della nostra trasmissione. In realtà quello che faremo stasera, Orazio ed io, è molto semplice, è una cosa semplicissima, lo vedrete, insomma, non faremo degli approfondimenti scientifici, cioè vi faremo vedere delle belle cose e queste fotografie, in fin dei conti, parleranno tra loro. Io però voglio dare il benvenuto a Marianna, spero che mi senta. Buonasera, sì, forte e chiaro. Benissimo. Buonasera. Marianna, hai sentito quello che ho detto a proposito? Purtroppo no. Allora io ho detto che la presenza di Orazio e tua sono molto importanti per me, perché io considero la redazione di Officina Mediterranea come un'unica grande squadra. Non penso che noi siamo dei compartimenti stagni in cui ognuno di noi fa la sua trasmissione. Io credo che dobbiamo tutti quanti collaborare, anzi addirittura è proprio nello spirito dell'associazione che abbiamo fondato questo fatto di lavorare insieme, e quindi questo è quello che abbiamo detto nei pochi minuti in cui è saltato il tuo collegamento. Io vorrei liberarti il più presto possibile, quindi ti chiedo di dire anche a te la tua opinione su questa mia impostazione, che penso sia condivisibile, e quindi ti lascio per qualche minuto la parola. Sì, assolutamente sì, diciamo che concordo con tutto quello che hai detto. Io questa sera purtroppo sono anche afona, quindi non posso parlare a lungo. Assolutamente sì, diciamo che questa è un'iniziativa, una delle tante lodevoli iniziative di Officina Mediterranea, e io sono molto lieta di farne parte, di essere qui con voi questa sera. Direi che possiamo dare seguito alla nostra trasmissione. Allora io ti avevo promesso che ti avrei liberato molto presto, anche perché insomma è chiaro. Non prima però, Enrico, non prima di aver mandato la sigla. Mandiamo la nostra sigla e dopo chiacchieriamo. Va bene. Allora, Marianna, completo un po' il discorso con te, così ti lascio, perché so quanto è proprio faticoso per te parlare stasera, e poi restiamo io e Orazio e continuiamo la trasmissione noi. Dicevo quindi, stasera iniziamo questo discorso sulle opere d'arte presenti, sui monumenti e sulle opere d'arte presenti nella Puglia, ma io direi nelle Puglie, perché
La Puglia è un territorio talmente vasto, talmente ampio, che non può essere catalogato in un'unica grande regione. Sono vari territori che appunto sono stati in qualche maniera unificati in una struttura giuridico-amministrativa che poi lascia il tempo che trova, perché i territori non è che rispettano il confine messo da qualche legislatore. E quindi tu in che parte della Puglia vivi? Io vivo a Putignano, in provincia di Bari. Putignano è il paese del carnevale, che in questi giorni è dove insomma proprio per i grandi preparativi che riguardano appunto questa grande manifestazione. Quest'anno è, diciamo, non ricordo, la 600 e rotti edizione, ed uno dei carnevali più antichi d'Europa. Oggi, no, oggi è mercoledì, domani è giovedì dei pazzi. Domenica c'è la prima sfilata al pomeriggio e io colgo l'occasione per invitare tutti quanti voi a venire a Putignano. Le sfilate saranno quattro domeniche di seguito, alle volte il pomeriggio, alle volte la mattina. Poi ecco, ci preoccuperemo come Officina Mediterranea di diffondere il calendario. Putignano è, diciamo, sì, un piccolo paese della provincia di Bari, con una ridente campagna. Ci sono i Trulli, siamo a pochissimi chilometri da Alberobello, dalla più nota Alberobello, e anche da Castellana, dove ci sono le famose grotte di Castellana. Per la verità anche a Putignano c'è la cosiddetta Grotta del Trullo, ed è una bellissima grotta che attira moltissimi turisti. Questo è per collocarmi geograficamente. La Puglia è tutta bella da nord a sud, da est ad ovest. Poi abbiamo un mare meraviglioso. Insomma, proprio oggi leggevo, diciamo, il nostro sindaco ha partecipato, è di ritorno dalla BIT, dalla borsa italiana del turismo, e leggevo i dati relativi al turismo in Puglia, e insomma sono dati importanti, dati crescenti, insomma, che la dicono lunga su quanto la Puglia riesca ad attirare il turismo, non solo turismo italiano, ma anche turismo internazionale. Insomma, molto spesso insomma, abbiamo tedeschi, francesi, per la verità anche qualche americano. E questo è quanto. Putignano ha tante tradizioni, ha tradizioni culinarie, per esempio Putignano è famosa anche per la farinella. La farinella è uno sfarinato di ceci ed orzo tostati, ed è un cibo povero, diciamo, un cibo che accompagnava i pasti dei contadini. Si accompagnava con il sugo, per chi se lo poteva permettere, oppure si mangiava, ecco, durante nelle pause, quando diciamo, ci si occupava del raccolto, nella pausa pranzo la si prendeva a cucchiaiate e la si accompagnava con un goccio d'acqua. Questo adesso invece, insomma, con la farinella si fanno tante cose, oltre ad accompagnare il ragù domenicale, diciamo, i cuochi hanno reinventato tante ricette, tante pietanze. Ci sono tanti dolci di mandorle, perché insomma la campagna putignanese è ricca di mandorli, e quindi ci sono i cosiddetti dolci delle spose, no? Per i matrimoni che accompagnano, come penso, diciamo, la tradizione del nostro meridione vuole, i dolci durante i matrimoni, che accompagnano, diciamo, i matrimoni. Che altro? Insomma, queste sono le cose principali. Poi ci sono tante belle chiese da visitare. Come dicevo prima, una ridente campagna. Infatti per i putignanesi è fondamentale fare la cosiddetta villeggiatura. La maggior parte dei putignanesi, oltre
ad essere proprietari di case nel centro abitato possiedono il trullo piuttosto che la villetta, e c'è questa abitudine di trasferirsi sin da maggio per poi far rientro intorno al 29 settembre, dove c'è la festa di San Michele Arcangelo. Peraltro questa è anche una parte della via Francigena, c'è la grotta di San Michele in Monte Laureto, un'altra bellezza, diciamo, da visitare. E questo è quanto. Orazio, credo che Sì, si è bloccato Enrico. si sia bloccato. Ti prego di chiudere il microfono così faccio da collegamento. Beh, intanto preannuncio che siamo vicini, siamo confinanti, perché il territorio sul quale insiste perlomeno la mia abitazione è Gioia del Colle, che ha 10 km, 10 minuti di auto Ecco, dalla siamo vicinissimi. Allora, io sono nativa di Gioia del Colle, ho tanti parenti a Gioia del Colle. Perfetto. Salutiamo anche Gabriele Gaio, che ci ha annunciato, se ho detto bene, di avere origini di Santeramo, che è l'altro paese confinante verso ovest. Enrico, ti lascio la parola, ho approfittato della tua assenza per essere protagonista, ma indegnamente. Bravissimo, bravissimo. Senti, Marianna, questo carnevale come è vissuto dai putignanesi? È un momento di incontro o è solo un momento di grande spettacolo? L'uno e l'altro. E Orazio, visto la sua vicinanza, potrà certamente confermare. Ci sono queste sfilate con i carri allegorici fatti tutti in cartapesta, insomma, credo che non abbiano nulla da invidiare ai carri di altri carnevali famosi italiani, a Venezia, Viareggio e quant'altro. Poi ci sono, come dicevo prima, ci sono i 4 giovedì, i giovedì dei preti, delle vedove, dei giovani, dei pazzi, che è quello di domani, e poi c'è l'ultimo giovedì grasso, durante il quale c'è una curiosissima manifestazione del taglio delle corna. In pratica diciamo, si mette al centro di questa Accademia delle Corna, composta da diversi componenti, diciamo diversi cittadini putignanesi che indossano appunto questo mantello con questo copricapo con le corna, e quindi di volta in volta l'anno scorso si nomina il Gran Cornuto dell'anno. Ecco, l'anno scorso è stata insignita del titolo una famosa signora barese, la cosiddetta nunzia delle orecchiette, diciamo, che si occupa di fare le orecchiette nei vicoli di Bari Vecchia, e vedremo quest'anno chi sarà il Gran Cornuto o la Gran Cornuta dell'anno. E ci sono varie, ecco, manifestazioni che ruotano attorno al carnevale. Poi ci sono tante manifestazioni di tipo canoro, vengono invitati artisti, ci sono balli per strada, recite in vernacolo putignanese, insomma c'è davvero tanto, il programma è molto 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 ricco, ci sono laboratori di cartapesta per i bambini, per i più piccoli, per i turisti, insomma c'è davvero tanto da fare, da vedere. Io dico che i putignanesi, diciamo, impazziscono per il carnevale e hanno, come era solito dire un mio carissimo amico che non c'è più, hanno proprio i coriandoli nel sangue. Enrico lo vedo di nuovo bloccato, non vorrei che fosse qualcosa di fisico, un colpo della strega. No, dubito. Non credo. Mi pare troppo fisso per attribuire questa Decisamente, cosa. deve essere un Beh, problema. allora Orazio, tu invece hai visto il carnevale di Putignano? Ti è capitato di... Mi è capitato una volta sola, ma non durante il festeggiamento vero e proprio. Ti prego di chiudere il microfono, Marianna.
Eccolo Enrico. No, si è bloccato di nuovo. Si è bloccato di nuovo. No, dicevo, ho assistito in realtà, cioè, ho visitato Putignano non esattamente durante le cerimonie. Sì, il collegamento va e viene. Il collegamento va e Approfittavo. viene. Lascio a te Enrico, lascio. Mi sentite? Sì. No, io direi che Marianna la possiamo anche liberare, perché l'impegno era questo, insomma, di trattenerla non più di una ventina di minuti. E poi, poi ci risentiamo per il prosieguo, va bene Marianna? Grazie comunque, grazie Sì, tanto. grazie a voi, vi aspetto a Putignano, buon proseguimento di serata. Ciao. Ciao. Allora, io spero che adesso il collegamento sia migliorato. E perché io batto tanto sul discorso delle tradizioni? Perché le tradizioni sono una cosa molto importante. Cosa rappresentano le tradizioni? Le tradizioni rappresentano l'aspetto popolare della civiltà di un territorio. Ogni territorio ha la sua storia dell'arte, in una sola parola la sua civiltà, che poi alla fine ehm, si manifesta in tutte le cose che accadono in quel territorio, quindi le opere d'arte, gli scritti dei poeti, letterati, ehm, rappresentano tutte queste cose in qualche modo i caratteri di un popolo, di un territorio. Ma queste sono cose che poi alla fine vengono viste, vengono lette da una minoranza di persone, da poche centinaia di persone. Quello che invece coinvolge tutti sono le tradizioni. Le tradizioni sono l'aspetto più semplice, più elementare, più popolare delle caratteristiche di una civiltà, della civiltà di un territorio. E perché è così importante per noi di Officina Mediterranea ritrovare queste tradizioni, rinnovarle, ricordarle? Ricordarle si fa per dire, perché la gente non le ha dimenticate, diciamo comunque farle conoscere ancora di più. Perché la tradizione in questo momento è l'unico antidoto che noi abbiamo contro che cosa? Contro questa banalizzazione del pensiero, contro questa massificazione della società che è in atto, che è sotto gli occhi di tutti. E noi dobbiamo difendere le nostre particolarità, ehm, il nostro modo di essere, perché è l'unico modo che abbiamo per non farci travolgere da questa pseudomodernità. Oggi cosa si vuole? Si vuole che il ragazzo di Napoli sia uguale al ragazzo svedese, uguale al ragazzo francese. Io lo vedo quando vado in altre città, vedo che bene o male oramai i ragazzi sono vestiti tutti alla stessa maniera, hanno tutti lo stesso comportamento, camminano tutti addirittura guardando il telefonino. E perché appunto questa società, chi pensa di avere il comando, diciamo così, delle operazioni nella società contemporanea, ci vuole tutti uguali, e noi invece gli mettiamo i bastoni tra le ruote, e noi lavoriamo perché le nostre particolarità vengano sempre più esaltate, lavoriamo appunto per la riscoperta delle tradizioni, della nostra storia, della nostra cultura. Perciò io batto molto sul discorso delle tradizioni. Mi ha fatto molto piacere che Marianna abbia descritto così bene questo carnevale, che non è solamente una festa, è proprio un momento di grande identità per il popolo di Putin.
supplisco alla mancanza di connessione, continuando, se posso, il discorso sulle tradizioni, ma chi segue Officina Mediterranea sa che noi abbiamo anche una rubrica, Almanacco delle tradizioni popolari, creata da Donato, da Bartolomeo Perrotta, con la collaborazione di Lucia Corbo, di Filomena Cancellaro, di Luigi Lampignano, di Matteo Colasante e di Sofia Ruffino. Quindi sappiamo benissimo l'importanza, provo a ribadirla un attimo, sono, come diceva Enrico, l'antidoto verso una cultura consumistica che ci è stata imposta perlomeno dopo il secondo dopoguerra. E questa cultura consumistica ha sostituito, parlo dell'ambito musicale, le zampogne e le fisarmoniche con le chitarre elettriche, ha sostituito il linguaggio locale, anche vernacolare, tradizionale, il napoletano, il siciliano e tutte le varianti, con un inglese di cui nessuno capiva nulla. Ricorderete anche un brano polemico di Celentano, cantato in un improbabile inglese perché non significava assolutamente nulla, era una sequela di suoni vagamente simili alla lingua anglosassone, che però non significava nulla, eppure con il significato di dire, con il senso di dire: guardate che a voi non interessa nulla di quello che viene detto, è semplicemente scimmiottare un ritmo, una timbrica che viene dal mare, da oltre Atlantico. E questa sera io mi introduco da solo, dovrei parlare di Gioia del Colle, che è la località in cui vivo. In breve toccheremo semplicemente 2 o 3 punti: l'archeologia, perché nel territorio di Gioia del Colle, a 2-3 chilometri dal centro abitato, vi è la località di Monte Sannace, il sito archeologico di Monte Sannace, risalente al IV secolo a.C. Si tratta di una cultura peucetta. Ecco, qui vediamo delle immagini che in realtà non sono in sincrono con quello che sto dicendo. Comunque, ecco, questo dovrebbe essere l'abbazia di Cerrate, alle porte di Lecce, un'abbazia medievale. Questo è l'ingresso, il portale, il basso rilievo, l'alto rilievo che vedete ad incorniciare l'ingresso rappresenta la natività. In questo momento, in questa foto, non sono apprezzabili particolari, ma non vi sarà difficile reperire immagini più dettagliate in rete. Ecco, vediamo ancora particolari del portale, sì, senz'altro, con le decorazioni vegetali. Vediamo, stanno scorrendo le immagini. Ecco, ancora qui con una definizione che non consente di apprezzare i dettagli. Si vedono delle figure vagamente in stile francese, viene detto dagli studiosi, che è un po' diverso da quello che si usava in altre. Ecco, sì, l'officina, l'abbazia di Cerrate, in effetti. Hanno gli altorilievi e i bassorilievi hanno nelle figure antropomorfe dei tratti che non sono quelli che si rilevano per esempio nella Basilica di Bari, nella cattedrale a Trani. Ecco qui un particolare di Prego Enrico, prego. No, ti ascolto con interesse, va benissimo. Sì, va bene, continuo, poi quando vuoi mi togli la parola. Questo è uno dei particolari dell'arco del portale d'ingresso. Forse vedete questi visi molto lunghi, sono tipici dell'arte transalpina e un po' rari, un po' difficili da trovare dalle nostre parti. Io li ho ritrovati nell'abbazia di San Leo a Siponto, in provincia di Foggia, magari sarà oggetto di una trattazione successiva. Questo è l'ingresso meraviglioso, l'ingresso della navata centrale. Ecco, questo baldacchino sulla sinistra, questo altare è completamente, diciamo, fuori luogo architettonicamente, perché appartiene evidentemente ad un'altra epoca, però si possono apprezzare anche con questa definizione non perfetta i resti perlomeno degli affreschi, delle pitture murali. Ecco, queste sono di chiara estrazione bizantino, tra virgolette. Chi ha seguito la puntata di Almanacco di dicembre, Almanacco delle tradizioni popolari,
è già un po' informato su quello che è il processo di bizantinizzazione, che è un falso storico. I bizantini non c'erano, c'era l'impero romano d'Oriente che era assolutamente presente da... Questa è la tecnica che si usava, ecco, vedete queste luci sul drappeggio che sono tipiche delle icone. Le icone, d'altra parte, sappiamo che sono degli affreschi portatili che il fedele aveva la possibilità di portare con sé o in pellegrinaggio o addirittura nella propria dimora. Se possiamo andare avanti, non so che comando c'è, Donato. Ecco, perfetto, questo è un altro volto qui al contrario. Ovviamente non c'è la possibilità, come sulle icone in legno, di dipingere, di creare il senso del dorato nell'aureola, ma qui c'è un giallo ocra molto forte che comunque ci rimanda all'idea del sacro. Altre immagini, sempre medievali, e questa è una dei pochi siti medievali che ha ancora all'interno affreschi. Lo vedremo anche a Tursi, all'abbazia di Anglona fra poco. Questa è la particolarità. Ecco, queste tipiche figure greche e anche le scritte, che qui non sono visibili, parlano greco. Quindi nella nostra tradizione, almeno fino a Federico II di Svevia, fino ai Normanni al 1060-1066, c'è ancora il bizantino greco, l'impero romano d'Oriente, che è di casa. Noi abbiamo le alte gerarchie della Chiesa che parlano ancora il greco. Qui altre immagini, vedete anche il ciborio particolare, con l'acanto nel capitello di stile corinzio, vagamente, per quelli che sono i nostri ricordi scolastici, sulla sinistra. Qui altre iscrizioni che indovino in greco e che testimoniano appunto quello che stavamo dicendo prima, di un'insistenza della cultura dell'impero romano di Costantinopoli. Andiamo avanti. Tra l'altro è collocato in un bellissimo sito a livello naturalistico, c'è una pineta, a poche centinaia di metri c'è il meraviglioso mare del Salento, ed è facilissimo da raggiungere perché dalla statale sono pochissimi chilometri, prima ancora di arrivare nella città di Lecce. Vedete una figura femminile, non ho il dettaglio che mi consente di intuire la santa figura a cui si riferisce. Qui c'è evidentemente un angelo, potrebbe essere l'Annunciazione, non vorrei dire sciocchezze. Ma vedo un libro sulla cultura ispano-napoletana. Ecco, questo è un San Giorgio, si indovina la lancia che parte dal limite superiore sinistro per trafiggere il drago, che non è visibile in questo momento perché è stata aperta una porta nei secoli. Ecco, qui c'è una deposizione di Maria, immagino, c'è una figura femminile distesa. Questa è un'altra visione d'insieme della navata centrale. Ecco questo soffitto, gusto personale, sono più appassionato di Longobardi e Saraceni e la storia dell'impero romano d'Occidente. E lo so, però noi respiriamo l'area del Mediterraneo più che dei Longobardi, Gabriele Gaia. Noi mangiamo cibo mediterraneo. Ecco, questo evidentemente si tratta di un'altra epoca e di un'altra mano, completamente diversa. Molto più comuni, anche se non vogliamo sminuire il valore di queste opere d'arte e opere sacre. Ricordiamoci sempre che noi parliamo di arte, ma sono strumenti di fede questi manufatti. Ecco, qui un bellissimo, qui addirittura vedete le foglie di acanto in sottosquadro, scolpite in sottosquadro, scavate, no? E questa figura allungata che è tipica ecco, in questo caso Gabriele Gaio, tipica dell'arte longobarda. Questo è il porticato esterno, il porticato che dà verso nord. Cultura ispano-napoletana. I eredi degli Svevi liberarono l'Italia meridionale dagli Angioini. Ma gli Angioini tornarono dopo gli Svevi, mi sa.
se non sbaglio, Enrico. Purtroppo. Allora, penso che siano finite le immagini relative... no, ecco. Il porticato laterale, con altre figure, qui vediamo un drago, una manifattura meravigliosa. Vi invito a guardare, io ho avuto la fortuna, assieme a Sofia Ruffino, di fare queste foto al tramonto. L'alone del sole su questa pietra che veniva letteralmente baciata da questi raggi del sole, è qualcosa di magico. Inviterei tutti a visitare questi posti in momenti di luce magica. Un altro particolare, qui ci sono delle figure zoomorfe, non riesco a capire, sembra un ariete, quello a sinistra dalle corna. Qui citiamo Marianna Genco, visto che si tratta di questo particolare. Andiamo avanti, se c'è la possibilità, Donato. Non so se... Ecco, qui delle aquile, e c'è un drago che mangia evidentemente un campesino. Ecco, questo è il pozzo, e qui vedete al centro la figura che è tipica del Salento, la sirena, con queste doppie code. La sirena ha vari significati, non ci addentriamo molto perché, fedele al limite imposto da Enrico, ci teniamo sul divulgativo leggero, ecco, ci sarebbe molto da dire. Questi sono le zone dell'abbazia, quindi c'è il frantoio, c'è la cantina, ci sono i magazzini dove viene stivato tutto il cibo, tutte le masserizie, forse anche animali. E già da questo tipo di architettura si vede quanto prezioso e ricco fosse all'epoca la tenuta che insisteva nel territorio dell'abbazia. Meravigliosa questa, l'abbiamo vista prima in particolare, questa è sicuramente la morte di Maria, insomma, credo. Posso sbagliare. Qui ancora un San Giorgio, sembra. Ecco qui. Qui altri affreschi sempre all'interno della chiesa. In realtà quelli che state vedendo sono conservati nei locali adiacenti, quindi recuperati e messi da parte. Questa è un'annunciazione, vedete l'angelo sulla sinistra e Maria nella figura centrale. Ecco, questa è, potete farvi un'idea della luce che c'era. Questa è stata visitata, credo, novembre, sì, novembre, i primissimi giorni di novembre, quindi c'era ancora un cielo autunnale quasi estivo da noi, perché abbiamo subito la calura di 5-6 mesi, i cieli sono ancora abbastanza poveri di umidità. Complimenti al fotografo. Riferisco, Sofia Ruffino. Ecco, ok. Ecco, sulla sinistra si vede il frantoio, si vede l'edificio che contiene il frantoio, sulla destra non visibile ci sono gli altri locali. Andiamo ancora avanti velocemente, perfetto, questa è una visione frontale. Come vedete guarda a occidente. Ecco. Ecco, qui siamo, ci spostiamo 150 km in linea d'aria più a sud, Enrico. Siamo nel territorio di Tursi. Tursi famoso per altre cose, per la rabatana, per Albino Pierro, quasi Nobel negli anni 50. E per dare una coordinata geografica, siamo all'altezza di Policoro, Scanzano, qualche chilometro all'interno, e qui vi è un'abbazia meravigliosa fuori dalle mura delle città, di cui vedete ora il Protiron, e
E se possiamo andare avanti con le foto, vediamo anche qualcos'altro. Perfetto. Ecco, qui ci addentriamo. Anche qui il portale è molto particolare. Vedete, al di sopra dell'arco ci sono delle figure, vedremo dei dettagli più in là, tipiche di un'arte molto primitiva rispetto a quella a cui siamo abituati noi, il 400, il Rinascimento, eccetera. Però veramente molto potenti. Devo dire che nel guardarle dal vivo è stato molto emozionante ed impressionante allo stesso tempo. Andiamo avanti, se possibile. Ecco, questa è una figura interna. Come per l'abbazia di Cerrate, qui vi sono degli affreschi abbastanza ben conservati ed è uno dei pochi, perché per esempio noi che abbiamo in Puglia un sacco di veramente tante pregevoli cattedrali, basiliche romaniche, non abbiamo quasi più il piacere di poter vedere i dipinti, gli affreschi interni, e questo è un grande peccato. Sia Tursi che l'abbazia di Anglona sul territorio di Tursi che l'abbazia di Cerrate invece ci restituiscono questo godimento per i sensi. Ecco, stiamo tendendo altre immagini. Enrico, intervieni quando vuoi. Ecco. Assolutamente. Adesso tocca a te. Va bene. Qui vedete un simbolo che rimanda a tantissime cose, rimanda alla croce dei Templari, di cui forse riusciremo a parlare, come Enrico si faceva cenno prima della trasmissione, riusciremo a parlare assieme ad altri ordini cavallereschi in una delle prossime puntate. Si rifà la terra, ma insomma ci sono vari simboli legati a questo croce che potrebbe essere allo stesso tempo un fiore, i quattro elementi, i quattro elementi che compongono. Ecco, questa è una foto dell'interno di una navata laterale, perché come vedete qui c'è una sorta di nicchia che è venuta via perché vi sono stati dei terremoti nei secoli, per cui parte delle terremoti e incendi, per cui parte della struttura dell'edificio, della fabbrica. Ecco, altre immagini, vedete vagamente sulla sinistra un'iscrizione, credetemi sulla parola, in greco. Quindi questo non ricordo, che potrebbe essere San Nicola, questo qui. E anche qui si ripropone la questione della religione ortodossa bizantina che faceva parte del nostro territorio fino a Benevento, che era la chiave di volta tra Costantinopoli dal punto di vista religioso, sacro religioso, e Roma. Ecco, altre figure, questa è la figura intera, riferita a quella di prima. Andiamo avanti, Donato, quando vuoi. Qui un'altra iscrizione in greco, come vedete, un altro santo. Ecco, ancora più ricca di quella di reperti di pittura muraria rispetto all'abbazia di Cerrate, Tursi, e devo dire, io non sono triste che questi posti non siano conosciuti, perché l'elemento di scoperta è anche molto emozionante per me. Quello che mi perplime è che si sta avverando ciò che noi 50 anni fa avevamo visto in un film che sembrava distopico, sembrava fantasioso, quando più grosso modo il messaggio del film era: se non arriva la stampa e i media a mettere la lente di ingrandimento su un evento, quell'evento non esiste. No, a noi sembrava un'eresia, un paradosso, invece è esattamente così. Se non arriva la TV, se non arriva l'occhio del media, quella roba non esiste. È il destino il destino che stiamo affrontando noi nel meridione d'Italia, cioè queste meraviglie che vengono trascurate e sembrano non esistere fino a quando crollano, creano un caso. Cioè, io sono ottimista di natura, sto cercando soltanto di illustrare il quadro. Benissimo. Enrico, passerei a te. Sì, io voglio dire agli altri nostri soci in ascolto, questo era quello che io intendevo
fare da tante trasmissioni. E Orazio lo ha fatto in maniera, direi, mirabile, in maniera semplice, aiutandosi molto con le fotografie. Chi ha seguito questa parte della trasmissione sicuramente ha passato un quarto d'ora, 20 minuti davvero piacevoli. E adesso ci sono tante altre centinaia di monumenti da esaminare e da apprezzare, e piano piano, un poco per volta, la prossima volta invece di 2 ne vedremo 3 o 4, perché stasera c'è stata tutta la parte iniziale in cui ho voluto un po' presentare questa iniziativa, e poi abbiamo tanti altri iscritti in Puglia. Quello che ha fatto Orazio lo può fare chiunque, basta andare in giro con una buona macchina fotografica, o anche con una macchina fotografica che oramai oggi sono tutte buone, e poi prendere delle notizie su quelle cose che si fanno vedere, così in maniera molto semplice, molto alla mano, senza complicarci troppo le cose, perché poi sono fotografie che in fin dei conti parlano da sole. La bellezza, la preziosità, il pregio di queste opere si vede immediatamente. Quindi io ringrazio Orazio per il lavoro che ha fatto, e penso che ti abbia fatto piacere far conoscere questi monumenti ai nostri amici in ascolto. Sì, innanzitutto grazie a te per avermi coinvolto in questa avventura. Come sai, sono foto non realizzate espressamente per questa trasmissione, perché erano già state scattate prima. E, come dire, quasi un dovere di cittadino farsi queste camminate ogni tanto, perlomeno quando il periodo non è quello giusto per andare al mare. Trovo interessante, formativo, mi migliora come persona, mi fa stare in mezzo alla natura e mi sento di consigliarlo a tutti quanti. Benissimo. Allora, fermo restando che con Orazio, non subito, perché Orazio ha anche i suoi impegni e le sue cose da fare, ma diciamo nel giro di 1 mese e mezzo, magari più o meno, faremo un'altra puntata. Io invito anche gli altri amici che hanno visto questa trasmissione a contattarmi e a fare un tipo di lavoro del genere. Dicevano gli antichi romani: verba movent, exempla traunt. Noi abbiamo questo bell'esempio stasera, che è un esperimento che è riuscito benissimo, direi. A parte che stasera, non so, c'è stato un momento in cui i collegamenti sono stati un po' scadenti, ma purtroppo sono i rischi di internet. A volte capitano delle serate così, però la trasmissione è andata benissimo. Orazio, io non mi sento di aggiungere nient'altro. Penso che quello che dovevamo dire e quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Lascio quindi a te il compito di salutare i nostri ascoltatori, i nostri spettatori. Allora, grazie a tutti, grazie a chi ci ascolta in diretta e a chi avrà la pazienza di guardare la nostra registrazione. Devo ringraziare ovviamente Donato Rinaldi, che è il nostro factotum, il nostro ispiratore anche, te per avermi coinvolto. Saluto Marianna Genco, che abbiamo avuto soltanto per metà trasmissione, ma avremo modo nelle prossime trasmissioni di incontrarci. E non posso che invitare i nostri soci, i nostri amici a mandarci le loro proprie ricerche, in maniera da poterne parlare, da allargare il nostro raggio d'azione. Prego. E io aggiungo una sola cosa, Orazio. Aggiungo che nella nostra redazione abbiamo Vito Sibilio, che è uno storico pugliese di prim'ordine, che potrà aiutarci in approfondimenti nel campo, appunto, specifico suo. Lo saluto e vi ricordo che è uscito il suo nuovo libro, e penso che sarà un altro
capitolo interessante del suo lavoro ed io sono ansioso di presentarlo. Però ho voluto sottolineare il fatto che lui è un pugliese e quindi potrà aiutarci molto in questa opera di approfondimento sulla storia e sulla storia dell'arte in Puglia. Perfetto. Salutiamo allora i nostri amici. Buonasera Buonasera a a tutti e buona a continuazione. te l'ultima parola. Buona continuazione a tutti e l'invito al prossimo incontro di questo ciclo che è appena iniziato e che avrà sicuramente successo. Grazie a tutti.